Buonasera e ben ritrovati con la nostra edizione straordinaria che di fatto è iniziata come sempre questa mattina, proseguita poi con i telegiornali di Antenna 3 e con questa ultima fascia per fare il punto e per tirare le somme di questa ennesima, difficile, impegnativa giornata sul fronte coronavirus. Vado subito a ringraziare per essere qui con noi il presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato. Buonasera. Presidente, insieme al Presidente affronteremo quelle che sono le problematiche che il settore dell'agricoltura, degli allevatori stanno affrontando in questo momento dove tutto il Paese, ma tutto il mondo sta facendo i conti con l'emergenza coronavirus. I dati dell'ultimo aggiornamento della Regione Veneto sono dati che indicano contagi ancora in continua salita, siamo arrivati a 4.237 positivi in Veneto con un più 206 rispetto a questa mattina. Sono 12.432 in tutta la regione le persone in isolamento domiciliare, 919 invece i pazienti ricoverati con un incremento di 85 persone. In terapia intensiva si sono raggiunti 246 posti occupati con un incremento di 10 pazienti, 239 però anche le persone dimesse e purtroppo si registrano nuove vittime in più rispetto a questa mattina. I decessi per coronavirus sono saliti a 140. Il governatore Zaia ha parlato di un bollettino di guerra ieri, anche oggi ha elencato quelli che sono i numeri di questa emergenza, segnandoli su dei cartelli che ha mostrato durante la consueta conferenza stampa nell'unità di crisi della protezione civile a Marghera, perché vengano impressi ancora di più e perché vadano a toccare le coscienze di tutti. Ancora troppe le persone che girano incuranti dei divieti, e così è arrivata un'ordinanza ulteriormente restrittiva da parte della Regione. Ma è proprio notizia di questi minuti fa, se riusciamo a collegarci sul Corriere della Sera, e vediamo nuova stretta del governo, stop attività ludica all'aperto, si sport da soli vicino casa, limitati gli spostamenti nelle seconde case. Entrando nell'articolo, la stretta del governo per chi esce di casa e per gli spostamenti verso le seconde case, lo sport all'aperto si potrà fare tassativamente da soli e rimanendo nelle vicinanze della casa, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, e ancora altre appunto restrizioni che sono contenute in un'ordinanza che serve a limitare il contagio da coronavirus, perché il vero nemico in questo momento è l'assembramento di più persone che provoca un diffondersi dell'epidemia. L'ordinanza è in vigore dal 21 al 25 marzo. I supermercati, e questo era un punto che sin da subito dopo la conferenza stampa del governatore Zaia, Palazzo Chigi aveva in qualche modo frenato quella che è la decisione del governatore Zaia di chiudere i supermercati la domenica. Ebbene, i supermercati, gli ipermercati e gli alimentari resteranno aperti durante il fine settimana. Allora, quali erano cos'era l'ordinanza della Regione? In punti molto semplici, prevede la chiusura dei parchi, dei luoghi aperti al pubblico, dei luoghi pubblici dove si possono essere assembramenti, l'uso di bicicletta e gli spostamenti a piedi solo per esigenze, quelle esigenze che erano già comprese nei DPCM dell'8 e 9 marzo, e ancora le attività, le passeggiate sportive o le passeggiate per portare fuori i propri cani entro i 200 metri dalla propria abitazione. E poi si faceva riferimento ai bar che si trovano nei distributori, con delle diversificazioni a seconda di dove sono situati questi distributori, queste aree di servizio. E poi appunto il nodo dei supermercati. Il governatore Zaia ha detto la domenica tutto chiuso. Arriva ora la decisione del governo, bisognerà vedere che cosa succede allora da questo punto di vista. Certo è che è una situazione di vera e propria emergenza quella che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, mancano gli approvvigionamenti, è l'altro allarme fortissimo che ha lanciato oggi il governatore Zaia, ma anche dal punto di vista economico. Ieri abbiamo avuto
in studio il presidente della Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor. Un altro comparto oggi che sta soffrendo, quello dell'agricoltura. Qual è la situazione per quanto vi riguarda, presidente Polegato, e soprattutto i settori che più stanno soffrendo di questa situazione? Beh, la situazione, come potete immaginare, è critica perché sono parecchi settori che stanno soffrendo in questo momento. Mi viene in mente il latte in primis, ma il vino, in particolare il vino che andava nel canale Oreca, oggi è praticamente fermo. Il florovivaismo, che è un settore che viveva soprattutto nel periodo primaverile, fornendo le tante famiglie per l'orto, per il giardino, per tutte quelle piantine che andranno distrutte, perciò stiamo veramente contando i morti nelle nostre aziende. Purtroppo la situazione, se continua così, andrà sicuramente a peggiorare lo stato dell'arte di tante aziende. È anche vero invece che ci sono aziende, settori in particolare, che stanno diciamo anche vivendo un momento diciamo non così negativo, quelli che soprattutto servono la grande distribuzione, e questo è un punto di favore. Penso alla carne, penso anche in una parte di trasformati, di prodotti lattiero-caseari che comunque stanno andando bene, oppure le carni bianche stesse o i funghi, che sono comunque articoli che nella grande distribuzione stanno avendo anche un incremento di vendita. Perciò non è uniforme la cosa, però in generale è un momento di grande difficoltà. Grande difficoltà che come può essere affrontato? Sono arrivate delle misure, il Cura Italia, le prime misure insomma, del governo, che ha specificato essere solamente la prima di una serie di misure, anche perché poi si dovrà vedere per quanto andrà avanti questa emergenza. Ma per quanto riguarda il vostro comparto, dove si deve andare ad intervenire, Presidente? Ma diciamo che l'intervento che si deve fare è comunque di sostentamento, di aiuto, soprattutto di quegli ambiti dove le aziende sono letteralmente chiuse. Penso al florovivaismo in particolare, che non ha la possibilità neanche di vendere il prodotto perché i punti vendita sono chiusi, il settore Oreca, il settore degli agriturismi, che sono anche quelli naturalmente da più di 20 giorni ormai chiusi, e comunque tutti quei comparti che lavorano con il mondo della ristorazione, perché erano sbocchi che per tante aziende erano fondamentali per poter fare economia, e purtroppo oggi non hanno alternative, perché le tante aziende, penso al settore vinicolo, che nell'area non solo del Conegliano Valdobbiadene ma in tutta l'area anche del Prosecco vivevano con la fornitura nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, e oggi purtroppo questo mercato è assolutamente chiuso. Perciò pensare di convertire oggi questo tipo di commercializzazione è praticamente impossibile, perché sono strutture medio-piccole che non sono sicuramente attrezzate per affrontare la grande distribuzione. Perciò bisognerà assolutamente pensare a degli aiuti economici, finanziari, per poter reggere l'urto, e pensare che il domani sarà difficile per tutti, perché comunque le riaperture non andranno così a regime da subito, e comunque dovremo affrontare tutta una serie di pagamenti nei confronti dei fornitori dello Stato, che in qualche maniera dovranno essere sopportati dalle banche o dal governo, che faccia degli interventi importanti per appunto sostenere l'economia, che è così diffusa, medio-piccola, che abbiamo sul territorio trevigiano. Parlato del settore del latte, settore della carne, dove si rischiano anche speculazioni quando ci sono dei casi di emergenza come questi. Sappiamo che poi c'è chi cerca di guadagnarci. Perché nel latte, anche lì, con la chiusura del canale Oreca, ci si è trovati con del prodotto in più sul mercato, che ha un po' destabilizzato un po' il consumo, e anche nello stesso tempo ha fatto sì che abbassare i prezzi all'ingrosso, e qualcuno sicuramente ne sta approfittando, sta cercando di speculare, di comunque colpire i produttori che non hanno assolutamente colpa in questa fase. Perciò noi siamo assolutamente attenti e non vogliamo assolutamente che ci siano delle speculazioni in questo senso, questo vale per il latte, per la carne, per il vino, per tutti quegli ambiti, ripeto, che in questa fase c'è un'offerta sicuramente più grande di quella che è la richiesta. Perciò dobbiamo assolutamente cercare di dare una mano ai produttori. Abbiamo chiesto a più parti che ci sia anche una solidarietà nei confronti dei trasformatori, soprattutto nel settore lattiero-caseario, nel settore carne,
appunto di andare incontro alle esigenze dei produttori, mantenendo quelle che erano le condizioni precedenti, perché ripeto, non sempre comunque ci sono delle eccedenze, ci sono nel caso della carne, e comunque il mercato della grande distribuzione sta funzionando, ci sono delle richieste anche superiori a prima, perciò non ci sono motivi di andare a strozzare, come si dice, i produttori, perciò ci si augura, stiamo monitorando la situazione perché non vogliamo che ci siano appunto speculazioni e qualcuno che ne possa approfittare di questa situazione di emergenza. Abbiamo parlato di una situazione non solo italiana ma europea, mondiale. Questo porta ad avere anche delle conseguenze per quanto riguarda i lavoratori stagionali che aiutano, insomma, quando ci sono da raccogliere i prodotti, insomma, della terra, che vengono a mancare, e quindi c'è una nuova emergenza che si aggiunge alla situazione già difficile. Sì, dobbiamo pensare che comunque tutti i lavori manuali che si fanno sul campo in primavera e estate veniva fatto in buona parte da operatori stranieri che sicuramente non avremo la possibilità di avere questo servizio nei prossimi mesi, perciò chiediamo a grande voce che vengano ripristinati i voucher che sono nati per l'agricoltura, sono stati in parte ripristinati, ma è necessario che l'ambito agricolo li possa utilizzare, perché sono un vantaggio non solo per le aziende ma anche per i tanti operatori che potevano usufruirne, vedi gli studenti, gli anziani stessi, i giovani. È uno strumento molto pratico, molto chiaro, molto comodo per tutti, che deve assolutamente in questa fase di emergenza essere rimesso nelle condizioni di poterlo usare per le tante aziende che hanno bisogno di manodopera. Mi viene in mente gli asparagi in questa stagione, la raccolta dell'ortofrutta, ma anche la vendemmia, che poi non è così lontana, perciò assolutamente è uno strumento necessario che va ripristinato. C'è il rischio che appunto certi prodotti che si andranno a raccogliere possano appunto in qualche modo non riuscire a raggiungere quella che è una raccolta che in altri periodi dell'anno invece sarebbe stata fatta in modo normale, senza problemi? C'è un rischio? Sicuramente l'operosità, l'impegno delle tante aziende che abbiamo, la voglia comunque di risolvere i problemi farà sì che in qualche maniera verrà anche in questo caso fatto tutto il possibile, però saranno sforzi veramente importanti, perciò dobbiamo comunque in qualche maniera dare una mano ai tanti bravi produttori che abbiamo sul territorio. Ripeto, perché è un'emergenza e nonostante l'impegno, nonostante tutto quello che si farà per risolvere questa cosa, ci devono essere degli aiuti, e questa è una cosa assolutamente necessaria, aiuti di vario genere, come dicevo prima, per le tante aziende che hanno mutui in piedi, che hanno tasse da pagare, anche gli affitti stessi che comunque devono in qualche maniera essere sopportati in questo momento di grandi difficoltà, perché le aziende devono sopravvivere, devono assolutamente pensare al futuro. Abbiamo tanti giovani anche in agricoltura che in questi anni si erano messi in discussione, avevano aperto anche nuove realtà, avevano trasformato il prodotto per cercare appunto di fare economia, e dobbiamo soprattutto a questi dare una speranza, non solo, ma a tutte le aziende che oggi sono in difficoltà, ripeto, e che hanno bisogno di una mano concreta, perché comunque l'agricoltura ha sempre dato, nell'economia globale, è sempre stato sicuramente un ambito che ha più dato che ricevuto, e perciò è giusto che in questa fase qua ci sia la solidarietà di tutti quelli che possono dare una mano per, ripeto, sostenere le aziende che sono oggi in difficoltà, ma lo saranno ancora di più fra qualche mese. I primi produttori che hanno risentito di questa emergenza, che hanno sofferto la chiusura, le restrizioni, sono stati sicuramente i produttori di vo. Ricordiamo insomma le tante voci che noi abbiamo dato in onda nei scorsi giorni, nelle scorse settimane. Vo, che è diventato il paese simbolo dell'emergenza, è qui che un mese fa, era il 21 febbraio, venne scoperto il primo focolaio, e da lì poi è partita l'emergenza in tutto il Veneto. Durante la nostra edizione straordinaria il collega Nicola Zanetti si è collegato
proprio con il sindaco di Vo, con il quale, Giuliano Martini, con il quale hanno ripercorso questo mese tra difficoltà, speranze e un ritorno alla vita. E poi è da ascoltare molto bene, sono da ascoltare molto bene le parole finali del sindaco che consiglia a tutti quello che è il consiglio che ormai viene ripetuto per di fiato, ed è quello di rimanere in casa. Sentiamo il sindaco Giuliano Martini, sindaco di Vo. Fra poche ore sarà un mese esatto dall'inizio di questa emergenza che vide proprio Vo al centro, all'inizio insomma. Come ricorda quelle ore del 21 febbraio? Bah, io per 2 settimane ho vestito con l'adrenalina ai massimi livelli. Devo dire che ho trovato una squadra eccezionale che mi ha dato una mano e tutta la comunità che si è stretta attorno a noi e quindi ci ha aiutato in modo esemplare. E fa anche piacere aver ricevuto una lettera da parte del Sua Eccellenza il Prefetto di Padova che ha ringraziato tutta l'amministrazione e tutta la comunità per l'esempio che ha dato in questo momento così difficile. Stante il fatto che siamo ancora nell'emergenza e quindi però in questo mese qual è stato il momento peggiore? È stato quando hanno chiuso praticamente, hanno creato questo cordone sanitario attorno al nostro piccolo comune e abbiamo dovuto sottostare a questa prigionia, pur sapendo che appunto nei posti di blocco c'erano le nostre forze militari, ma ti dà sempre una sensazione di costrizione. Non è un'esperienza positiva. Essere prigionieri, per quanto diciamo, per le ragioni che giustamente hanno portato alla chiusura, essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo reagito bene, abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. Vo adesso è diventato un caso da studiare. Beh, lo è, si chiama la letteratura italiana e non solo, anche internazionale, insomma lo chiamano il modello Vo e quindi è un modello che sta facendo a scuola e dal quale io spero la comunità scientifica sappia ottenere dei risultati utili per elaborare poi tutti gli studi per rendere questa malattia meno aggressiva. Come le vede le prossime settimane? Qual è la sua sensazione? Bah, io ho la sensazione netta che questa situazione durerà ancora più di qualche settimana. Ho la netta sensazione che questa sia solo l'inizio e che dobbiamo abituarci a rivedere parecchie cose perché a mio avviso non sono sicuro che ai primi di aprile cambierà qualcosa. Quindi a mio avviso la situazione permarrà fino alla tarda primavera. Le chiedo un'altra cosa. Dicevamo, voi è entrato diciamo, nel linguaggio comune, è diventato un paese famoso in tutto il mondo. Queste restrizioni, chiaramente Vo è stato il simbolo di una restrizione perché c'è stato proprio una chiusura, un isolamento totale del comune. Oggi il Presidente Zaia ha firmato l'ordinanza per dare maggiori restrizioni, insomma voi che avete vissuto all'interno di un paese isolato, cosa dite a quelli che ancora adesso vanno in giro? Insomma? Io devo pensare che 3 settimane fa avevo 89 o 90 positivi e che ora praticamente penso che non siano più di 6 o 8, che tutte le persone positive si sono negativizzate tranne qualcuna e che ci sono solamente 6 positive nell'ultimo test che sono sotto controllo. Dico che questo è l'unico sistema per uscirne, è l'unico sistema per uscirne. Non ci sono altri sistemi per riuscire a controllare. Bisogna restare a casa, non bisogna muoversi, non bisogna frequentare assieme locali eccetera. E adesso la restrizione di Zaia giustamente dice una sola persona al massimo
per ogni nucleo familiare, anche nei supermercati. Non bisogna fare aggregazione e questo è basilare, importantissimo. E non ci sono scusanti e non ci sono scorciatoie e bisogna applicare rigidamente la normativa. Chi sbaglia deve pagare, chi sbaglia deve andare in galera. Non ci sono scorciatoie e non ci devono essere sconti per nessuno. Questo è quello che penso. Queste le parole forti del sindaco di Vo che ha vissuto direttamente l'emergenza coronavirus. Facciamone tesoro. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con questa edizione straordinaria per fare il punto sul coronavirus. Insieme a me il presidente di Coldiretti Treviso, Giorgio Polegato. Coldiretti che nonostante il difficile momento si è messa a disposizione. Quando il governatore Zaia ha invitato i comuni a sanificare le strade, a pulire le strade, Coldiretti ha detto bene, noi ci siamo, mettiamo a disposizione i nostri mezzi. In che modo, Presidente? Sì, abbiamo fatto questo accordo con la Regione, con il governatore e con la Savno, mettendo a disposizione quelli che sono i mezzi, trattori e atomizzatori per fare l'igienizzazione e la sanificazione dei centri urbani, dei centri e comunque dei paesi che abbiamo nella provincia di Treviso. C'è stata una risposta unanime, più di 100 produttori con relativi mezzi si sono messi a disposizione e già hanno iniziato questa operazione, la stanno facendo naturalmente coordinati dalla ASL e dalla Savno e comunque siamo assolutamente a disposizione per operare in questo senso e comunque anche la cittadinanza ha apprezzato questo nostro impegno che credo sia il minimo che possiamo fare per dare una mano e per risolvere in parte questo problema. Cittadinanza che può anche andare incontro poi al settore agricolo e sentiremo poi l'appello che il Presidente vuole proprio indirizzare a voi cittadini per aiutare i coltivatori, gli allevatori in questo difficile momento. Anche noi possiamo fare la nostra parte. È un momento difficile per tutti, è un momento delicato anche dal punto di vista psicologico. Non è facile affrontare questa situazione, non è facile vivere questi giorni tra i timori del contagio, della malattia, tra le restrizioni che giustamente dobbiamo osservare per il bene di tutti e quindi lo stare in casa, non poter vedere gli amici, vedere anche i familiari, fare quello che si è soliti fare. In questo momento ci si rende conto di quanto manchi la quotidianità e preoccupa anche il fatto che non ci sia ancora un orizzonte ben definito, non si sappia ancora quando tutto questo finirà e quando potremo tornare alla normalità. Ci colleghiamo via Skype con la dottoressa Giorgia Simeonato, psicologa. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera. Chiediamo a lei un aiuto, i consigli da un'esperta per come affrontare queste giornate che con il passare delle ore si fanno sempre più difficili, vuoi perché i dati che ci arrivano sono dati preoccupanti, vuoi perché, come ho detto, manca una prospettiva, non sappiamo esattamente quando tutto questo finirà e la mancanza della quotidianità adesso pesa più che mai. Come affrontare queste giornate? Assolutamente, non è facile per nessuno, insomma, ci siamo ritrovati in una situazione che mai ci saremmo aspettati. Siamo cresciuti un pochino tutti con l'ottica che sarebbe andato un pochino tutto liscio, no? E che un po' nel passato si sarebbero lasciate determinate dinamiche più difficili, magari anche a livello sociale da affrontare, e invece qualcosa di assolutamente invisibile che non si può combattere realmente, quindi non c'è un'entità che viva ai nostri occhi che ci possa dire è colpa di, ovviamente diventa ancora più difficile da sostenere e ancora più difficile dire rallento la mia vita per rallentare un virus. È molto 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 difficile stare fermi quando siamo abituati a correre in modo frenetico tutti i giorni. Siamo nati con le scarpe addosso, io ho sempre un po' questa metafora, siamo sempre stati un po' la rincorsa del successo, la rincorsa dell'obiettivo. Improvvisamente siamo tutti quanti che dobbiamo, per noi stessi, per chi ci sta attorno, restare fermi. Ovviamente siamo una società che ha una grandissima fortuna, siamo una società che è molto connessa, i social aiutano tantissimo a restare in contatto con le persone
con i familiari, se non si ha la possibilità di viverci insieme, o con delle amicizie. Quindi comunque vedo delle belle interazioni anche nei canali social che magari prima erano di altro tipo, vedere questi voler mantenere una quotidianità con gli spritz online, ognuno a casa propria, ognuno sul proprio divano, ma comunque sempre con una collettività che rimane unita. Sicuramente il silenzio e lo stare da soli non siamo abituati. I bambini penso che siano l'esempio più lampante e che ci possa essere veramente, banalmente, anche un pochino di supporto e di esempio, vedere come loro hanno capito che c'è qualcosa che non funziona, che c'è qualcosa che non va, perché vedono mamma e papà e sentono i telegiornali, insomma, qualcosa non quadra. Però anche poco dopo cambiano prospettiva, si distraggono, si mettono a fare qualcosa che gli piace, e noi adulti dovremmo imparare da loro. Sicuramente tutti quanti ci siamo dimenticati una passione, un qualcosa nel cassetto, un qualcosa che abbiamo lasciato da parte, e tenerci occupati nel fare, perché siamo abituati a fare, purtroppo o per fortuna, tiene impegnata anche la mente, e il tenersi impegnati comunque aiuta a non focalizzare troppo, come dire, la tensione, a non andare in ansia, e non che questo isolamento diventi amplificato in eccesso. Dottoressa, è possibile che questa situazione, quando tutto sarà passato, e sicuramente non dimenticheremo quello che stiamo affrontando, ci aiuti però a riscoprire, ad apprezzare valori che avevamo messo nel cassetto e dimenticato perché presi dalla frenesia, presi da cose più futili? Ci servirà da lezione? Speriamo, speriamolo assolutamente. La memoria dovrebbe restare, nel senso che tutti noi alla fine abbiamo un vissuto, abbiamo dei miti, abbiamo delle reminiscenze del nostro passato che a volte teniamo in disparte, però le lasciamo un po' nello zainetto, e anche i comportamenti che assumiamo in questo periodo sono dei più disparati, ma sicuramente vengono anche un po' dal nostro bagaglio familiare, da quello che ci ha circondato, da quello che ci hanno insegnato, e speriamo che l'insegnamento che avremo da questo vissuto sia sicuramente di ritrovare alcuni valori, di ritrovare l'importanza dello stare insieme, di lasciare da parte il cellulare durante una cena, piccoli comportamenti che magari non saranno più così banali in futuro. Ieri ci ha chiamato un'operatrice di una casa di riposo chiedendoci di fare un appello ai familiari che hanno i propri cari, appunto, che si trovano in case di riposo, perché ci ha detto chiamano gli anziani e diciamo così che invece di tranquillizzarli descrivono una situazione drammatica all'esterno, e quindi dicono qui stanno morendo tutti, questa è una situazione difficile, e quindi dice poi noi siamo costretti a ricreare un clima sereno e ci troviamo gli ospiti delle case di riposo che tranquillizzano i familiari a casa. Invece è importante che chi è a casa tranquillizzi la propria persona anziana nella casa di riposo, che vive già una situazione difficile perché non può avere un contatto diretto con il proprio caro, e senza infondergli timori e paure. Un consiglio da dare a questi familiari, dottoressa? Rassicuriamoli un po' questi anziani, nel senso che sicuramente per loro la cosa più importante è che i loro cari stiano bene. E quindi rassicurarli innanzitutto che insomma che magari che le persone che li circondano, i loro affetti in questo momento magari stanno bene, o comunque magari sono supportati, sono curati, e ricordarli anche che non ci si dimentica di loro. In questo potrebbero diventare molto importanti anche i nipoti, banalmente, che la tecnologia aiuta, e utilizziamola in questo momento insomma che è un po' difficile da sopportare, e da supportarci a vicenda. Facciamoli sentire partecipi delle nostre quotidianità, perché no? Magari chiedendo anche banalmente la ricetta alla mamma che non faceva da tempo, raccontando dell'orto che è il momento di fare determinati, appunto collegandoci all'agricoltura, non mi ricordo adesso cosa dovevo fare, dammi un consiglio. Quindi cercare, dare l'informazione assolutamente, ma sempre con rispetto e anche con calma, tranquillità, cercando di essere ponderati, non facendosi prendere dall'ansia, dall'istinto, dall'emotività appunto che travolge, ma cercando di dare l'informazione all'anziano e rassicurando anche tutto quanto quello che insomma dopo è la sua quotidianità, in modo che possa esserci comunque un collegamento che rimane con la famiglia e con l'esterno, che appunto loro sono già deprivati nella loro routine di quello che diciamo sono gli stimoli esterni. Quindi
quasi veramente da prendere un po' come esempio l'anziano che ha saputo un po' rallentare. Anche noi dovremmo insomma fare un po' altrettanto in questo momento. Io ringrazio davvero moltissimo la dottoressa Giorgia Simeonato, psicologa, per i suoi consigli. Torneremo a risentirla per aiutarci, indirizzarci nel modo migliore in questo difficile percorso per tutti. Grazie dottoressa e buona serata. Grazie a lei, Grazie, arrivederci. Presidente, dicevo prima i consigli, insomma, che l'appello più che i consigli, però anche i consigli per gli acquisti, diciamo così, da dare ai nostri telespettatori e ai cittadini. Comprate, mangiate italiano, meglio ancora, Veneto a chilometro zero. In tal senso c'è proprio un'iniziativa, frutta e verdura a chilometro zero nelle mense collettive sociosanitarie, proprio un accordo della Coldiretti, per cui si cerca, cioè è necessario sostenere i nostri prodotti e in questo momento solo noi possiamo farlo. Assolutamente, ci sono varie iniziative della Coldiretti in questa fase. Io mangio italiano è stato il primo slogan che abbiamo pensato, perché credo che mai come adesso dobbiamo sensibilizzare i consumatori in primis a apprezzare quello che produciamo in Italia, nel Veneto e a Treviso in particolare, perché abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo prodotti di grande qualità, abbiamo prodotti che tutti ci invidiano, perciò credo che, ripeto, in questo momento sia necessario apprezzare ancora di più e andare incontro anche a quelli che sono i tanti produttori che tutti i giorni lavorano per mettere sul mercato un prodotto sano, rintracciabile e di qualità. Ma stiamo anche sensibilizzando quella che è un po' la filiera, anche con i distributori, perché è giusto che anche la GDO in questa fase qua privilegia e comunque aiuti il Made in Italy. Perciò stiamo cercando di chiudere degli accordi, anche proprio come Coldiretti Treviso ci siamo avvicinati a dei gruppi di acquisto veneti non solo, per appunto cercare questi accordi che comunque loro hanno apprezzato. Stiamo chiudendo con vari comparti, dall'ortofrutta alla carne, al vino, al latte e ai derivati, appunto per cercare appunto di spingere in questa fase il prodotto che si produce sul territorio. Ma comunque dobbiamo pensare che tutti i produttori trevigiani hanno comunque dei punti vendita dove si può andare a acquistare il prodotto, e di lì credo che non si stia parlando di chilometro zero, ma direttamente dal produttore, perciò bisogna riscoprire questi valori, queste qualità straordinarie che abbiamo, e credo che mai come ora appunto sia il momento di apprezzarlo. Un'altra cosa, poi credo che sia anche giusto che i vari trasformatori invece acquistino le materie prime, che sia carne, che sia latte in particolare, cercando appunto di favorire i produttori trevigiani e veneti in particolare, senza magari oggi andare a comprare prodotto straniero che in questo momento non serve, perché comunque abbiamo delle eccedenze ed è giusto dare priorità e aiutare, essere solidali ai produttori senza fare speculazione, ma bensì portando via del prodotto che sul mercato c'è in abbondanza. Perciò credo che tutte queste cose devono assolutamente far sì che dare una mano, ecco, questo è quello che chiediamo, cercando appunto di andare incontro, perché ripeto, i prodotti ci sono, le aziende stanno lavorando, e credo che dare un segnale forte in questo senso sia assolutamente un segno di grande sensibilità e di solidarietà alle aziende, ma i consumatori in primis devono guardare bene le etichette di vari prodotti e accertarsi che sia come minimo un prodotto italiano, se poi anche trevigiane meglio ancora. Non solo in questo momento di emergenza, ma anche quando tutto sarà finito, continuare, anzi quando poi gli agriturismi al momento chiusi riapriranno, andare negli agriturismi e quindi riscoprire i nostri prodotti, valorizzarli, certo, per ridare la spinta necessaria dopo questo stop forzato. Sì, perché comunque anche gli agriturismi stessi comunque hanno l'obbligo di proporre e di vendere prodotti che loro producono, perciò è un ulteriore sinonimo di garanzia. Ma ripeto, tutti quelli che acquistano trevigiano o veneto o italiano comunque devono in questa fase qua cercare di fare la loro parte per aiutare i tanti comparti che abbiamo. È necessario, ripeto, per essere vicini alle tante aziende che abbiamo, che comunque, ripeto, fortunatamente in questa fase hanno la possibilità ancora di produrre. Mi viene in mente il settore ortofrutticolo, abbiamo il mercato coperto di Treviso come Coldiretti appunto, dove siamo in grado di fare anche consegne a domicilio
stiamo servendo tantissimi anziani, non solo, che comunque ci ordinano il prodotto e nel giro di qualche ora ce l'hanno a casa. Perciò tutte forme che cerchiamo appunto di avere per sostenere le aziende e dare comunque una risposta ai consumatori e far sì che la filiera non si interrompa, questo è assolutamente necessario. Anche il mondo vino chiaramente che sta soffrendo in questa fase particolare, perché dobbiamo pensare che tante piccole e medie aziende vivevano anche con l'acquisto di privati che andavano in questo periodo a comprare anche le famose damigiane per poi imbottigliarselo a casa o comunque le bottiglie del prosecco che si produce. Bisogna cercare appunto di sostenere in tutte le forme queste aziende che sono un patrimonio del territorio e credo che mai come ora bisogna che ora e soprattutto dopo si dia assolutamente tutto il supporto e l'aiuto possibile perché questo processo di trasformazione straordinario, questo know-how che abbiamo avuto in questi anni anche della spumatizzazione possa continuare e con i successi che abbiamo visto in questi anni perché assolutamente non si deve interrompere questa filiera straordinaria che ha portato successo non solo al settore, al comparto vino, ma tutto quello che gravita attorno. Ecco, il presidente della Coldiretti Veneto, Salvagno, diceva che dal blocco dell'export e la chiusura delle frontiere produce un calo dei prezzi del radicchio e delle lattughe, un meno 30%, mentre per gli asparagi addirittura la percentuale va dal 50 fino al 70% rispetto alle annate precedenti. Questa chiusura delle frontiere cosa sta comportando? Diciamo che non c'è una vera e propria chiusura, c'è un rallentamento nei trasporti perché chiaramente abbiamo problemi ad avere i mezzi che ci vengono a caricare le merci nelle aziende e gli stessi camionisti fanno fatica, hanno problemi chiaramente a svolgere il proprio lavoro, perciò questo rallentamento ha fatto sì che ci sia anche lì purtroppo più prodotto disponibile. Sugli asparagi diciamo era partito un lavoro in anteprima sul prodotto in serra che però non sono quelli che noi siamo abituati a mangiare in primavera negli agriturismi nei ristoranti di Treviso. E perciò c'è ancora tempo per vederli sul mercato, però sicuramente i precoci, chiamiamoli così, hanno sofferto appunto perché manca quella filiera logistica che ci permette oggi di portare il prodotto nei tanti mercati non solo italiani che necessitano dei nostri prodotti che sono unici chiaramente perché basti pensare al radicchio di Treviso e tutte quelle specialità, appunto l'asparo di Badoero o di Cimodolmo che sono assolutamente invidiabili, per quello dicevo che il consumatore deve assolutamente apprezzare questi prodotti che abbiamo perché ce li invidiano in tutto il mondo, ci vengono copiati, quando basta girare certi supermercati all'estero e vedere quanti prodotti vengono scimmiottati del Made in Italy. Perciò visto che noi li abbiamo, li possiamo anche andare a comprare dal produttore, credo che sia una grande occasione per approfittarne e mangiare bene, mangiare sano e mangiando anche al giusto prezzo. Sì, è un modo per riscoprire appunto le botteghe, le botteghe sotto casa ed è un modo per riscoprire proprio il coltivatore che poi mette in vendita il proprio prodotto. Un'ultima battuta flash, siamo in chiusura. Come ne usciremo, Presidente, da questa guerra, la chiama qualcuno? Sì, come dicevo, diciamo che l'entusiasmo e la voglia di uscirne c'è tutto. Io parlo tutti i giorni con i vari associati che abbiamo, anche i nostri uffici sono tutti aperti, diciamo, l'operatività c'è e sentiamo un po' quello che è l'umore di tanti produttori. C'è sfiducia perché si vede che le cose si stanno allungando, però c'è anche l'ottimismo che sappiamo che comunque è un prodotto che anche fra qualche mese dovrà essere comunque necessario per sostenere poi il fabbisogno dei consumi, no? di tanti consumatori, perciò è assolutamente necessario che questo periodo passi il più fretta possibile, che si possa vedere la luce e che finalmente le aziende vedano un po' più di serenità, un po' più di possibilità di rimettersi in gioco, pensare positivo, pensare a far crescere la propria azienda come si è sempre fatto in questi anni per cercare appunto di sopperire. Ci sarà tanto da fare, sicuramente dovremo ingegnarci ancora di più, dovremo essere ancora più dinamici e pensare appunto che il mondo si è fermato, ma si è fermato per un periodo e quando si riprenderà dobbiamo essere pronti a dare delle risposte e comunque con la qualità che abbiamo io credo che comunque riusciremo a riprenderci e a riprendere anche quello spazio che avevamo prima sul mercato.
Grazie al presidente di Coldiretti Treviso Giorgio Polegato, grazie a voi per averci seguito in questa nuova edizione straordinaria dei nostri telegiornali che tornerà puntuale domani mattina con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Grazie per l'attenzione e buona serata.